Questo servizio è offerto da Fare, Servizi Integrati per l'Impresa. L'alluvione del novembre 2010 lascerà una traccia indelebile nella memoria di tutti noi. L'associazione Pianeta Bimbo di Este ha voluto ascoltare i nostri bambini per aiutarli a superare questo difficile momento. A margine dell'incontro a 100 giorni dall'alluvione, organizzato a Ospedretto Ganeo dall'Associazione Estremi di Meteo 4, abbiamo incontrato Ilaria Argenton e ci siamo fatti spiegare da lei come i bambini reagiscono a queste situazioni estreme. Abbiamo visto queste immagini, anche questa palestra con gli sfollati. I bambini sono quelli che sono più sensibili, che magari portano dentro di loro dei segni profondi. Perché per i bambini comunque separarsi dalle loro routine, dai loro giochi, è comunque una situazione che incide sulla loro psiche. E magari subito non si nota perché si è tutti presi dal trambusto, però loro notano queste cose vedendo nei loro genitori l'ansia che traspare. Poi si separano dai loro ambienti familiari, quindi ci sono delle ripercussioni. E magari questo si può vedere da una diminuzione delle attività di gioco, e minore capacità di concentrazione, di attenzione nella vita quotidiana o comunque anche sentimenti negativi che subentrano. Il disegno spesso è una forma con cui loro tendono ad esorcizzare queste paure. Il disegno può aiutare molto ad esprimere emozioni, sentimenti in una modalità meno invasiva, quindi il bambino non si sente pressato. Infatti possiamo vedere che sono riusciti comunque a disegnare quello che hanno vissuto. Noi abbiamo anche proposto un racconto da cui siamo partiti e il racconto è stato fatto in rima attraverso delle immagini ad hoc. Il racconto parla di un bambino che vive l'alluvione della propria casa, quindi c'è la prima situazione in cui c'è la normalità, poi però succede qualcosa di negativo, si inizia a vedere dell'acqua, poi si esce fuori e si vede che insomma il fiume è esondato, quindi i sentimenti diventano negativi. Arriva il personaggio Salvatore, che per loro è sempre molto rassicurante. Questo personaggio è un pompiere che ha SpongeBob su una spalla, e SpongeBob perché è appunto la spugna che asciuga l'acqua. E poi si va tutti insieme in palestra finché la casa viene sistemata, si incontrano degli amici, dei vecchietti da consolare, quindi diventa una situazione positiva. E poi ritorno alla normalità. Questo progetto, questi disegni sono stati raccolti in una serie di fascicoli che sono stati distribuiti alla popolazione e alle amministrazioni. Amministrazioni comunali per informare appunto dell'esistenza del progetto e se erano interessati a contattarci. Se qualcuno volesse contattarvi? Allora deve rivolgersi all'Associazione Pianeta Bimbo di Este in via Franceschini.